Siamo in compagnia di Riccardo Paolini, allenatore della Cagliari Dinamo Academy, che ha portato la Serie A nel capoluogo dopo 38 anni. Questo progetto nasce per favorire la crescita di giovani talenti in previsione del loro inserimento nella roster della Dinamo Sassari, un modello sportivo che si basa sulla NBA e sulla D-League. Riccardo, quali sono le motivazioni che ti hanno portato a sposare questo progetto? Beh, innanzitutto devo dire che avessi saputo avrei portato dei tacchi più alti, così magari ero leggermente più alto. Le motivazioni sono semplici, che mi piace tantissimo allenare un gruppo di giovani come questo, giovani che danno tanto durante la settimana, per cui mi sono buttato in 448 in questo progetto quando ne ho avuto l'occasione e spero di portarlo a termine. Quali sono invece, se ci sono, le difficoltà che hai riscontrato? Più o meno le stesse che ho detto adesso, c'è un gruppo giovane che fa difficoltà a mettere attenzione e concentrazione nell'arco dei 40 minuti, un gruppo giovane che fa molti errori durante le partite, soprattutto perché non è abituato a giocare partite importanti, e dobbiamo essere bravi a capire che per migliorare devono sbagliare. Stanno sbagliando forse anche troppo, a volte li perdoniamo, a volte un po' meno, però spero e credo che sia un gruppo che possa veramente crescere. Trovi un buon riscontro tra il pubblico e i tifosi a un mese dall'inizio del campionato? Direi di sì, direi che siamo seguiti anche durante la settimana. Quando giro per la città ci sono tanti interventi, tanta gente che ci ferma, ci parla di questo progetto, mi fa molto piacere. Durante la partita siamo noi che dobbiamo giocare meglio e tirarci dietro il pubblico piuttosto che avere una spinta da loro. Siamo noi che dobbiamo meritarci l'affetto dei tifosi, perché quando lo facciamo hanno risposta alla grande, quando non lo facciamo invece sono ancora un po' freddini, per cui è tutto nelle mani nostre. Se giochiamo bene, se diamo l'anima, se diamo il 100%, loro ci seguono e anzi ci sorpassano e ci spingono. Se invece non lo facciamo sono un po' freddini. Mi hai anticipato, perché la prossima domanda sarebbe stata: qual è il tuo rapporto con la città e i tifosi? Vedo che c'è una grande... No, io sono contentissimo, mi piace molto la città, adoro questo clima, per cui sono contentissimo di questo e starei a vita io e mia moglie qui in questa città, però dobbiamo meritarcelo e dobbiamo fare qualcosa di meglio di quello che abbiamo fatto nell'ultima giornata. Dobbiamo giocare sempre con la voglia di dimostrare che siamo all'altezza dei nostri avversari e magari anche sorpassarli e vincere più partite possibile. Grazie mille. Grazie a voi.